Allora, buongiorno a tutte e a tutti. L'occasione vi è nota, un'occasione particolarmente lieta per la Fondazione CR Trieste. Si tratta di comunicare alla stampa un traguardo raggiunto dopo faticose però appassionanti tappe di un percorso che ha portato appunto, per il tramite di una donazione, la collezione di Bogdan Grom presso questa fondazione, e poi una serie di dati verranno forniti dalla nipote Alexandra Pangertz e dalla professoressa Jasna Merku. Cosa interessa segnalare alla fondazione? La fondazione, come tutti sapete, ha una finalità, tra le altre, di sviluppo del territorio nei diversi versanti sociale, economico e culturale. Qui ci occupiamo evidentemente di sviluppo culturale, sebbene di rilevanza tale da avere un inesorabile impatto sociale. Tra l'altro noto, e non posso non segnalare, la presenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il tramite della direttrice dell'ERPAC, che è il braccio armato degli indirizzi e degli eventi culturali della Regione Autonoma, che segnala, se ce ne fosse ancora bisogno, la rilevanza di questo momento. La Fondazione, per parte sua, dal punto di vista culturale, come tutti sapete, autrice di iniziative, eventi, sostiene manifestazioni, sostiene interventi sempre di ordine culturale con grande impatto sociale, per ciò che attiene, voglio ricordarlo, anche a recuperi di edifici storici di notevole rilevanza anche urbanistica in città. Voglio ricordare l'operazione all'ospedale militare, l'operazione di anni fa del recupero del magazzino vini, tutti interventi con evidente impatto sociale ed economico e anche culturale per il recupero del manufatto. È intervenuta storicamente anche nella salvaguardia di opere d'arte, oggetti d'arte. Ricordo la salvaguardia della collezione Stock, ricordo il recentissimo acquisto dello scettro di Carlotta che è giunto a Trieste nelle scorse settimane, e appunto nel filone delle acquisizioni collezionistiche, che sono un altro aspetto importante dell'intervento della Fondazione in ambito culturale, si situa questa importantissima acquisizione. Parliamo di un autore, di un artista delle nostre terre, nato de Vincina, Bogdan Grom, come dicevo, personalità di grandissimo fascino, per quello che posso dire io da non esperto, ma leggendone anche solo le vicende di vita, gli studi, le relazioni a livello, direi, planetario, e anche la ricchezza di prodotto artistico con connotazioni, a mio avviso, che sono proprie di una certa famiglia culturale confinaria e oltreconfinaria, in cui si riconoscono alcuni tratti, a mio modesto avviso, ma abbiamo qui una specialista che molto meglio di me potrà dire. E appunto non voglio adesso invadere il tempo alle testimoni che qui ci diranno molto più da vicino. Avremo poi anche la visione di un video molto bello, devo dire, che molto spiegherà a sua volta, ma appunto il percorso ci invita anzitutto a dare la parola alla professoressa Merku, che quindi ci illustrerà il percorso artistico, o forse la scaletta mi dava, comunque nessun problema. Sì, no, non importa, vi siete coordinate meglio di sicuro. Quindi la nipote Alexandra Pangertz, a cui do la parola per la sua testimonianza. Prego. Grazie professor Peroni, buongiorno a tutti. Dire che sono emozionata è poco. Inizierei dicendo che la donazione è frutto del forte legame che l'artista Grom ha sempre avuto con la sua città di Trieste, ma è anche frutto di un enorme lavoro portato avanti
da tantissime persone che io oggi desidero ringraziare. Il primo ringraziamento va alla mia famiglia, alla Nina Woodrow, compagna di vita di mio nonno, che grazie alla sua generosità ha rispettato le ultime volontà dell'artista e ci ha donato questa preziosa collezione. E poi desidero ringraziare mio padre, Dusan, che è seduto di fronte a me. E lui mi ha sostenuto sempre e ha sostenuto Nina e me in questo progetto e percorso dall'inizio in tutte le sue sfaccettature. Poi va un particolare grazie alla professoressa Mercou, molto cara all'artista Grom e alla nostra famiglia. Infatti ha saputo cogliere nella descrizione delle opere non solo il valore per la storia che raccontano le opere stesse, ma proprio l'essenza dell'artista che contraddistingueva Grom come persona. E ora c'è il ringraziamento specifico per la Fondazione CR Trieste, che ha reso tutto questo possibile. La Fondazione rappresenta per noi la garanzia affinché la collezione venga conservata e valorizzata, nonché resa fruibile e materia di studio per le generazioni future. Ringrazio la Past President, la signora Tiziana Benussi, l'attuale Presidente, il Dottor Paniccia, tutto il CDA che ha dato forte supporto a questa iniziativa, il Direttore Sant'Angelo, che con generoso supporto ha accompagnato Nina e me in tutto questo ambizioso progetto. Vorrei anche ringraziare a tutto lo staff del Dottor Sant'Angelo che mi ha aiutata, non ricordo tutti i nomi, la dottoressa Pignattaro, la signora Ilaria, tutte quante. Però devo anche ringraziare una persona che oggi c'è tra il pubblico e che è il signor Tomasetti, che a mio avviso per me è stato il mio business angel dall'inizio, con tutti i suoi preziosi consigli. E infine devo ovviamente ringraziare la persona che quotidianamente mi supporta e sopporta, mio marito Gianni. Quindi per me, come capite, è un coronamento di un'iniziativa estremamente importante. Ne sono molto fiera, tutta la mia famiglia è molto fiera e sono sicura che una volta la collezione verrà resa disponibile al pubblico sarà una bellissima sorpresa per tutti noi. Grazie. Grazie a lei. Do ora la parola alla professoressa Mercou, che è storica dell'arte, studiosa del nostro artista e anche catalogatrice del patrimonio artistico che, non l'ho detto prima, ci giunge in un numero che supera i 300 pezzi di, tra l'altro, vario tipo di manufatto, non solo dipinti o sculture. Prego, professoressa. Grazie. Saluto tutti i presenti. La collezione di cui oggi parliamo è senz'altro la più ampia e più completa dell'artista, nonché di particolare pregio. Così va ad arricchire ulteriormente il già importante patrimonio degli artisti più rappresentativi dell'area locale, custoditi e valorizzati sin dai primi del Novecento dalla Fondazione. In realtà Bogdan Grom faceva già parte di questa collezione con un'opera, un bellissimo batik, una veduta, donata personalmente da lui nel 2010. Nato il 26 agosto del 1918 a De Vincina, sul Carso, in una famiglia molto colta che ha saputo dargli tantissimi stimoli ad osservare la bellezza che lo circonda, ad amare la natura, e sin da ragazzo
è rimasto molto incuriosito anche dalle diverse mostre che aveva visitato assieme al padre, nonché dalle riviste specialistiche che giungevano nelle più varie lingue all'epoca in famiglia, e lui mi raccontava era attratto soprattutto dalle immagini degli impressionisti, per cui da lì forse è scattato qualcosa che l'ha fatto poi scegliere gli studi d'arte. E poi un altro aspetto vorrei sottolineare: vista la professione del padre, che era direttore di banca, la famiglia si è dovuta spostare in diversi luoghi, diverse città, dove Grom amava dire trovavo sempre nuovi amici, aveva un carattere molto solare, una persona che veramente è con noi oggi, vedo il suo sorriso, perché è una persona molto molto anche affettivamente ricca, direi. E per cui hanno vissuto a Praga, per esempio, un periodo più lungo. Ha iniziato gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia, poi dovendosi spostare a Perugia e Roma, potremmo dire che ha fatto una specie di Erasmus ante litteram, e poi frequentando queste due facoltà, per poi riapprodare a Venezia e diplomarsi nelle arti. Poi è approdato invece a Monaco di Baviera per specializzarsi nelle arti applicate, e proprio qui ha acquisito questa sensibilità e anche dimestichezza con i vari materiali che vedremo rappresentati soprattutto nella parte delle sculture della collezione. Veniva definito l'artista dei due mondi per le due aree geografiche cui è appartenuto. Fino al 1957 è vissuto qui, con i vari spostamenti di cui abbiamo detto, e poi proprio in quel periodo lui era anche insegnante qui a Trieste, e anche come insegnante si è distinto. Era particolarmente innovativo, mentre all'epoca si disegnavano ancora, non so, degli ornamenti, cose un po' così, lui invece portava i ragazzi nella pescheria a vedere i pesci, a disegnarli dal vivo, e anche i suoi studenti hanno vinto premi, e alcuni di loro poi proprio grazie a lui hanno perseguito la strada dell'arte. E insomma a un certo punto è stato invitato dal consolato americano a fare 3 settimane, penso, di una docenza trimestrale, e poi, visto il contesto, ha intuito che l'America le avrebbe offerto senz'altro modo di sviluppare i suoi talenti e le sue attitudini. Così è stato, tant'è vero che proprio per questo possiamo distinguere il periodo europeo da quello americano. Le opere della collezione, abbiamo sentito che 312, dopo, diciamo, inizialmente si credeva fossero di meno da una prima analisi approssimativa, invece siamo rimasti molto sorpresi, perché parliamo di disegni, di grafica, cutao, dipinti, arazzi, sculture, riproduzioni fotografiche e tanta documentazione, manifesti, dépliant, pubblicazioni, ma anche libri stampati e illustrati dall'artista stesso. Coprono un arco di 6 decenni che parte dal 1947 per giungere al 2012. Queste opere erano custodite proprio nell'atelier degli artisti, dove lui in realtà si è dedicato molto anche alle arti applicate, per cui la sua opera viene divisa in questi 2 filoni, e di solito la storia dell'arte approfondisce di più l'aspetto artistico, invece la parte delle arti applicate dovrebbe trovare ancora un approfondimento che si meriterebbe. Io ho apprezzato tanto di Grom l'autenticità, la sua serenità, la sua gioia di vivere, e anche
e vedeva sempre veramente la bellezza e sapeva creare delle situazioni molto, molto piacevoli ma anche importanti vista la sua ampiezza culturale. Io mi soffermerei in particolare su due tecniche che l'hanno contraddistinto e lo caratterizzano. Parlerei del batik del periodo, diciamo, europeo. Noi siamo soliti pensare a questa tecnica applicata al tessile. Lui ha avuto l'intuizione, anche perché seguiva le arti popolari, le tradizioni, di applicare questa tecnica a un supporto pittorico. Concretamente lui metteva della cera d'api in un imbuto, riscaldandola questa diventava fluida e poi con dei movimenti rapidi e anche ecco qui abbiamo il Chinese landscape, il paesaggio cinese, e questo è appunto degli anni 50, proprio del periodo dove c'è stato questo passaggio, e le parti che vedete in bianco sono in realtà le parti coperte dalla cera, dove poi le pennellate di colore con cui lui è intervenuto non hanno attecchito, per cui anche questo bellissimo contrasto tra i colori ulteriormente movimenta questa bellissima e preziosa opera. L'altra tecnica invece sviluppata già negli Stati Uniti è il cut-out, che veniva usato molto anche da Henri Matisse, e comunque vediamo che c'è anche un'influenza un po' del fauvismo francese in questa espressività che è molto gioiosa, molto solare. Ecco, qui c'è un dettaglio, praticamente l'intuizione è venuta proprio pensando alle amate rocce che lui aveva lasciato partendo per l'America, e trovando anche lì dei fenomeni analoghi alle erosioni carsiche, gli è venuta l'idea di creare come delle erosioni e delle stratificazioni, per cui lui faceva tagliare con delle fustelle i disegni da lui preparati a questo scopo, per cui in realtà otteneva più cartoncini con le stesse forme. Poi però li componeva stratificandoli, spostandoli un po' in modo da creare quasi delle ombre, una profondità di campo pur trattandosi di forme piatte. Per lo più, mentre i batik sono per lo più motivi di paesaggi e vedute, qui abbiamo il tema del muretto carsico, della pietra, che lui poi riproporrà sia nel disegno a carboncino, essendo stato anche un ottimo scultore, e sappiamo che avendo l'esperienza diretta dello spazio anche il disegno è molto forte ed espressivo, per cui dei bellissimi carboncini e sanguigne anche nella collezione. E poi lui amava proprio sviluppare questi temi anche nella grafica, con tante varianti, e poi le opere, diciamo, che più gli sembravano adatte venivano anche trasposte attraverso la tessitura in lana nei splendidi arazzi. La collezione della Fondazione ne ha ben 11, sono arazzi anche molto grandi e molto così, di forte impatto, dai colori molto vivaci. Siccome partendo dall'Europa, che ha delle radici culturali molto forti e importanti, ha voluto mantenere questo modo di rapportarsi anche nella sua creazione artistica, indagando la cultura degli indiani d'America, che è stata in qualche modo sottomessa poi per vicissitudini che conosciamo. Per cui è venuto in contatto con queste culture, ha saputo valorizzarle anche attraverso interventi nello spazio che ha fatto, e poi diciamo questo riscoperto cromatismo che vediamo nella produzione degli arazzi americani risale appunto a questi spunti.
La selezione di queste riproduzioni che ha fatto la dottoressa Romanzin cerca di far emergere l'aspetto della varietà e qualità delle opere di cui parlavamo. Questo è un unico monotipo presente, comunque il monotipo è una grafica, però mentre la grafica si può riprodurre, questo tipo di stampa è unico, è irripetibile. L'artista ha dipinto le pennellate su un supporto di vetro, ribaltando l'immagine che poi durante la stampa, mentre il colore era ancora fresco, ha dato questo esito. Come si riconosce un monotipo? Da queste pennellate che, essendo poi trasferite su un altro supporto, lasciano proprio queste... Si vede proprio la direzione della pennellata, la morbidezza, per cui è molto piacevole anche poi per noi osservarle. Bogdan Grom era un personaggio anche molto socievole ma attento agli eventi dell'epoca, per cui uno splendido acquerello il giorno dopo l'assassinio di Martin Luther King del 68 riprende questo evento. Qui abbiamo prima un dettaglio, così vedete anche, diciamo, la finezza dei particolari, per cui spesso, come tutti gli artisti, è accesa la radio, si lasciava coinvolgere dagli eventi che hanno più scosso l'opinione pubblica dell'epoca. Poi spesso veniva volentieri, tornava a casa e dall'aereo, insomma, era anche molto attento al paesaggio, per cui vedremo che, diciamo, sorvolando il Texas, ma anche altri aspetti del paesaggio lo hanno ispirato. Questa è una tela monumentale, diciamo, è molto grande e lui è arrivato, diciamo, all'astrazione grazie a questi spunti visivi che ha avuto in questa circostanza. Io passerei alle sculture. Direi che aveva dimestichezza sia con i materiali classici, appunto il modellato che può essere in cera, il gesso, fusioni, il bronzo, peltro, piombo, chi più ne ha più ne metta, ma anche con materiali sintetici come questa splendida rana che è in vetroresina. E siccome amava tantissimo la natura e soprattutto gli animali, ha fatto una serie di miniature, diciamo, grosso modo sui 10 cm di altezza, dei vari animali presenti presso lo zoo di Washington e sono state riprodotte in più coppie, col copyright che è anche segnato. E poi anche è stato pubblicato sul National Geographic, insomma sono delle opere veramente splendide e si percepisce che conoscesse molto bene anche gli animali. Tra queste figure, senz'altro il Diplomatic Panda, che è argentato, ha avuto una storia particolare, in quanto fa parte della collezione permanente della Casa Bianca. Per cui, oltre a questo panda, è stato donato anche un piatto in porcellana che riprende lo stesso motivo, naturalmente riprodotto in tiratura limitata, con certificato d'autenticità, decorato a mano dall'artista e cotto anche a terzo fuoco perché è stato dorato proprio con l'oro zecchino nell'orlo, per cui una coppia di questo prezioso manufatto fa parte anche della, stavo per dire nostra, perché mi scusi un po', ecco, la sento anche nostra perché certo, è rivolta anche a tutti noi come da desiderio di Grom stesso. Ecco, a me sta particolarmente a cuore il settore dell'illustrazione in cui, diciamo, sono più specializzata
per cui mi piace dire che lui ha scritto la storia, l'evoluzione dell'illustrazione proprio perché vedremo, confrontando diciamo, questi libri illustrati di pregio, dal primo periodo in cui l'illustrazione naturalmente artistica e d'autore era per lo più descrittiva, e poi in seguito invece è diventata sempre più affine alla sua modalità d'arte, per giungere a certi libri veramente unici nel loro genere, dove lui combinava il collage ai dipinti, alla grafica, per cui anche qui diciamo abbiamo qualcosa di veramente valido. Tra la documentazione fotografica e i vari stampati abbiamo completamente fotografate tutte le sue opere per gli spazi pubblici, parliamo di immobili, parliamo di interventi su architetture sacrali e anche per spazi pubblici come shopping center, ma anche sculture in certi spazi, piazze, campi da gioco per bambini e così. Io vorrei, ecco, queste sono le sculture. Queste sculture sono state in realtà prima fatte in miniatura, prima per presentarle al committente, ma anche per valutare un po' la loro collocazione nello spazio. Io vorrei citare il poeta Goethe. Una cosa che mi ha molto colpito e ho letto di lui, che lui teneva a casa nella sua collezione personale esclusivamente gli schizzi degli artisti, perché percepiva che nell'atto creativo c'è quella forza che poi forse le opere anche riprodotte non hanno. Nel caso delle sculture non è così, perché vengono comunque riprodotte testualmente in scala. In realtà queste opere sono anche abbastanza grandi per noi, insomma, non dà la sensazione di una sculturina fatta così, sono delle vere e proprie opere d'arte che riprendono temi mitologici, cioè temi letterari, ma anche trasmettono la gioia di vivere attraverso la danza, attraverso queste figure molto stilizzate, che lo portano quasi all'astrazione, ma diciamo che è rimasto fedele al figurativo. Una cosa che mi ha veramente colpito, nonostante conoscessi buona parte delle opere dell'artista, sono stati questi newspaper series, praticamente una serie di giornali che sono alcuni anche incollati sulla mezzeria con interventi bifacciali, per cui presi in mano uno se li può leggere, ma in realtà è come se si gustasse una bella mostra. E questi interventi a china o a spruzzo sono di color nero o dorato e sono, diciamo, una particolarità qui da noi mai vista. Bogdan Grom è stato elargito di numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Resta comunque un artista che ha sempre qualcosa di raccontarci, che ci emoziona e ci da scoprire, rivalutare per la varietà e ampiezza dell'operato di cui ora la Fondazione diventa custode. Si è spento nel New Jersey nel 2013, riposa nel cimitero di Sgonicco, terra a cui è rimasto profondamente legato. Da oggi resta con noi, le sue opere saranno fruibili nel tempo, come lui ha fortemente desiderato. Ringrazio in particolare la Fondazione che mi ha dato la possibilità di dare un piccolo contributo a che il catalogo sia completo, e soprattutto a chi ha seguito da vicino
le fasi di questo lavoro che ho svolto, la dottoressa Romanzin, storica d'arte, con cui ci siamo emozionate diverse volte proprio per la bellezza. Grazie. Grazie professoressa, grazie del suo contributo che tutto è tranne che piccolo. Se consentito, avete tutti constatato di quale ampiezza è la produzione, di quale ricchezza di tecniche, di quale spessore culturale, come parla, così come è reso evidente dal percorso formativo, dalla ricchezza di relazioni e mi sia consentito di dire con ammirazione di non nativo di qui, con quella vostra naturale propensione al dialogo interculturale che qui dà mostra di quali risultati sia capace. Ecco, quindi io da non nativo, ma da molti anni residente qui, vi ammiro e penso sia una formidabile risorsa di queste terre. A questo punto c'è un video che ulteriormente illustra la personalità del grande artista, si deve ad Alessio Bozzer che ne è regista e produttore e quindi invito a trasmettere. Questo è il nonno, io sono in braccio al nonno. Se ricordo bene, credo all'aeroporto di Lubiana, quella volta ancora Jugoslavia, ed era sempre una sensazione piacevolissima. Il mio rapporto con mio nonno non è il classico rapporto convenzionale nipote e il nonno. Io lo vedevo quando veniva in visita da noi, oppure avevo la fortuna di viaggiare e andarlo a trovare, quindi era sempre un'emozione, una grande aspettativa arrivare da lui in una terra così lontana. Nonno è nato a Devinština. All'inizio lui ha vissuto a Praga, suo papà era banchiere. Da Praga poi si sono trasferiti in diversi paesi dell'ex Jugoslavia fino ad approdare di nuovo sul suo Carso triestino. Grom narrava della sua infanzia, di come andava a passeggio con la mamma e di come la mamma sia stata la prima a stimolarlo, dirgli guarda com'è bello questo, guarda com'è bello quello, per cui lui in realtà ha continuato tutta la vita a perseguire la bellezza con curiosità e dedizione. Nel 1957 lui viene invitato dal consolato americano a venire negli Stati Uniti a tenere una lezione d'arte. Lui doveva rimanere lì per un periodo breve, 3 mesi, ma nel momento in cui approdò negli Stati Uniti si rese conto che era una terra che poteva veramente offrirgli interessanti opportunità di crescita, di sviluppo personale. La nipote Alexandra ha deciso di rispettare le volontà testamentarie dell'artista Grom e di donare alla fondazione questo corpus di opere, sono 312, pitture, arazzi, sculture, che la fondazione col suo organo di indirizzo e consiglio di amministrazione ha molto volentieri accettato, ma direi anche con orgoglio. La collezione Grom, recentemente acquisita, copre un arco di 6 decenni, per cui ci consente veramente di approfondire non solo il percorso artistico, ma di capire quali sono le trasformazioni, quali sono invece i punti cardine che lui ha sviluppato sia a livello tematico che tecnico.
Tra i motivi centrali del suo operato artistico c'è il tema della roccia carsica, del muretto carsico. Ogni volta che Grom tornava a Trieste era per lui una festa, amava giocare coi cugini sul Carso, arrampicarsi sulle rocce, per cui non a caso, giocando con un pezzo di carta, strappandola a mo' di spirale, ha intuito che le stratificazioni, le erosioni carsiche potevano essere un tema da sviluppare. Da qui i cut-out, i cartoncini colorati che lui predisponeva progettando le apposite fustelle. La tecnica stessa lo ha guidato a sintetizzare le immagini e a renderle anche più simboliche. Il tema del muretto carsico, che rileviamo sia nelle grafiche, nelle serigrafie, ma anche nei cut-out, viene ripreso negli splendidi arazzi in lana, tessuti anche dagli stessi indiani d'America. 11 pezzi fanno parte della collezione della Fondazione Cerre Trieste. Mentre le opere pubbliche, le opere grandi per gli spazi pubblici, per l'architettura, sono rimaste in America, da noi sono giunti i bozzetti preparatori, delle sculture squisite che testimoniano anche l'evoluzione dell'idea d'origine. In particolare vorrei segnalare il gruppo delle sculturine miniature, diciamo, che lui produceva per il Giardino Zoologico di Washington. Tra le opere di cui andava particolarmente fiero è il panda. Durante la visita diplomatica di Nixon in Cina, gli chiesero di preparare un dono speciale e lui ha creato questo panda, il Diplomatic Panda, che adesso fa parte della collezione permanente artistica della White House a Washington. Io mi sento arricchita come persona perché quei ricordi che ho sono veramente molto preziosi. Ogni volta ho imparato qualcosa da lui, dal suo modo di fare, dall'essere uomo del mondo proprio. E per questo gli sono molto grata. Gli sono grata e sono molto onorata di aver avuto un nonno del genere. Senza il ricordo, senza la testimonianza, senza la diffusione, la cultura non ci sarebbe. E credo che la cultura sia non solo l'oggetto più importante di oggi e anche dello sviluppo socio-economico di un territorio come nel DNA della nostra fondazione, ma anche il futuro anche dei nostri figli. Grazie anche di questo contributo. Ringrazio le testimonianze per le testimonianze che abbiamo ascoltato dalla nipote, dalla storica dell'arte, e prendendo spunto dalle parole del Presidente, in particolare dal riferimento alla diffusione, preannuncio come
implicito, diciamo, in tutto questo antefatto, che questo splendido patrimonio è destinato a essere fruibile al pubblico in un evento espositivo che è in fase di elaborazione e organizzazione, anche con l'ausilio dell'ente regionale per il patrimonio culturale, ERPAC, che come dicevo prima è rappresentato qui dalla direttrice dottoressa Anna Del Bianco, che ringrazio nuovamente, così come ringrazio tutti coloro che sono qui intervenuti, e siccome è una comunicazione alla stampa ovviamente chiedo ai rappresentanti dei media se ci sono domande o richieste di approfondimento, siamo a disposizione. Si sa quando potrebbe esserci questa mostra? Personalmente non ne sono a conoscenza, ma mi viene fatto cenno che ancora non è noto il periodo, ma l'elaborazione è in corso e l'obiettivo è, diciamo, in agenda. Se non ci sono ulteriori domande o interventi, ringrazio davvero nuovamente tutte e tutti per essere intervenuti. Grazie e arrivederci.